amici di Sportisiri, appassionati di calcio giovanile, ben ritrovati al campo sportivo Boncore di Palermo. Di fronte il Monreale e il Città di Cinisi, ultimo atto del girone B palermitano del campionato regionale juniores, campionato under 19, che mette di fronte il Città di Cinisi, che ormai non ha nulla da chiedere al campionato, visto che ormai è già da tempo fuori dalla lotta per posizioni più o meno comode, più o meno di vertice, e il Monreale che in 90 minuti conoscerà il proprio destino. Ci sono tre possibili scenari, uno sicuramente da evitare e da scartare per i ragazzi di mister Di Gaetano, ovvero sia l'eventuale mancata vittoria con contemporanea vittoria della Parmaval contro l'Oratorio San Vincenzo. Il traguardo di mezzo è invece il pari risultato di entrambe le squadre, quindi vittoria-vittoria, pareggio-pareggio, è la più assurda delle ipotesi, doppia sconfitta, oppure la migliore delle ipotesi, il migliore degli scenari possibili per la squadra oggi in maglia arancione, la vittoria o comunque un risultato positivo a fronte di un risultato negativo per la compagine di mister Bellingardo, che ricordo ancora una volta opposta oggi all'Oratorio San Vincenzo. È iniziata Monreale Città di Cinisi, sono iniziati gli ultimi 90 minuti in ogni caso della regular season di questo girone A. Iniziano subito con un tentativo abbastanza velleitario, a dire la verità, di Cucinella. Andiamo con la lettura delle formazioni, partendo da quella del Monreale, che schiera Cannella tra i pali, poi in ordine numerico con il 2 Francesco Parlato, con il 3 Jaime, con il 4 Randazzo, con il 5 David, con il 6 Uzzo, con il 7 Parrinello, con l'8 Stefano Parlato, con il 9 Costantino, con il 10 Campanello, con l'11 6 Dita. Qui attacca proprio la formazione di casa con questa corsa in avanti da parte di Uzzo, poi pallone scaricato a Gargo sulla destra, il cross messo fuori, poi c'è il tiro di 6 Dita ribattuto, pallone che rimane lì, Parrinello respinto anche lui, calcio di rigore, 50 secondi sul cronometro, e dunque subito un'emozione, subito un'occasione per il Monreale protesta serio, che con ogni probabilità è stato l'autore del fallo di mano sul tiro di Parrinello, e dunque subito opportunità dal dischetto per il Monreale. Sono passati 70 secondi dall'inizio della sfida e c'è subito Stefano Parlato sul punto di battuta, fischia l'arbitro, la battuta col destro e il gol del vantaggio subito del Monreale. E chi se non il numero 8 Stefano Parlato sblocca la partita 1-0 e la mette subito bene la partita la squadra di Gaetano, con il gol di uno dei suoi cannonieri principi, a segno 2 volte nell'ultima gara interna, quella vinta nettamente contro il Partini Caudace, a segno anche nella gara contro il Don Bosco Partinico, giocata mercoledì a Balestrate, che vi abbiamo raccontato. Vado adesso con la formazione del Città di Cinisi, che non ho potuto enunciare proprio perché c'è stata subito l'emozione del calcio di rigore segnato da Parlato. Qui Parlato perde palla, commette fallo. Calcio di punizione dunque per il Città di Cinisi, che schiera Palazzolo tra i pali, poi in ordine numerico con il 2 Oliveri, con il 3 Arcadipane, con il 4 Randazzo, con il 5 Vassallo, con il 6 Vitale, con il 7 Serio, con l'8 Cappello, con il 9 Maniaci, con il 10 Cucinella, con l'11 Oliveri. Ricordo ancora una volta, come fatto in precedenza, Monreale e Parmaval siamo presentati a questo ultimo appuntamento del campionato in perfetta parità di punti. Parmaval che affronta l'Oratorio San Vincenzo, e durante la gara, durante la diretta, forniremo aggiornamenti costanti, ovviamente laddove possibile, con i nostri mezzi, dal Franco Monaco di Palermo, dove si sta giocando il terreno di gioco di Montagna la sfida tra gli uomini di Bellingardo e la squadra dell'Oratorio San Vincenzo. E poi ci sono tutti gli scenari ovviamente che ne possono derivare. Qui intanto attenzione alla scorribanda di Parrinello anticipato da Palazzolo. Ricordo che in caso di arrivo in parità si giocherà tra 2 giorni in campo neutro, da stabilire anche il campo
dove si giocherà l'eventuale spareggio tra Monreale e Parmonval, e poi il 5 di aprile il primo turno della fase finale di questo campionato regionale juniores. Si conosce già la squadra che attende il Monreale o la Parmonval, ed è la Don Carlo Misilmeri, che ha stravinto il girone A palermitano. Palermo, che è l'unica provincia delle 9 della Sicilia ad avere in dote 2 gironi di questo campionato. Lo scorso anno era già di default l'assegnazione, l'accoppiamento tra le 2 squadre palermitane vincenti dei rispettivi gironi. Quest'anno è arrivato il sorteggio, ma diciamo il sorteggio abbastanza scontato nel suo esito. Davi porta sul pallone, oggi capitano, oggi Folla riparte dalla panchina, quindi il capitano è l'altro centrale di mister Di Gaetano. La palla messa fuori, non ci arriva Parrinello, allora fallo laterale per il Città di Cinisi, che vuole provare a risollevarsi, a rialzare la testa. Ricordo che per un Monreale e una Parmonval in piena lotta c'è chi, suo malgrado, è uscito anche per via di uno scherzo del calendario, sicuramente di pessimo gusto per la squadra in questione, che è il Resultana San Lorenzo, che ha posto fine al proprio campionato proprio mercoledì con una netta vittoria. E che oggi riposa, quindi non può entrare nella lotta per il primo posto. Abbiamo battuto 7-0 il San Giorgio Piana ed è attualmente a quota 41, quindi potenzialmente, in caso di doppia sconfitta di Parmonval e Monreale, sarebbe il Resultana a godere e ad affrontare la Don Carlo Misilmeri tra 8 giorni. Una partita da dentro o fuori per andare avanti nella corsa. Intanto taglia fuori involontario dell'arbitro su Randazzo, allora prova ad attaccare il Città di Cinisi con questa conclusione, che si perde direttamente tra le braccia di Cannella. Tentativo di Maniaci, Puzzo la mette giù, palla che arriva direttamente da Cannella, poi Davi che non la controlla, allora Maniaci la riconquista ma non la controlla neanche lui, torna però per primo sul pallone Maniaci, il cross al centro, il salvataggio di Stefano Parlato, che si trasforma anche in difensore per anticipare Vitale. Calcio d'angolo, il primo della partita, e per il Città di Cinisi che reagisce. Palla battuta Cucinella, già nella gara di andata giocata a Terrasini, uno dei più pericolosi. Palla nel mucchio, a vuoto Cannella, interviene Parrinello, resta attivo il codice rosso nell'area del Monreale su questo secondo calcio d'angolo in favore dei ragazzi guidati da mister Rossetti Menotti. Secondo palo, colpo di testa di Cucinella fuori. 3 chance, reali o potenziali che siano, ma sempre chance sono per il Città di Cinisi nel giro di un minuto. Deve sicuramente alzare il tasso di attenzione e di concentrazione il Monreale. Costantino, alla lungolinea, ancora a cercare il numero 9 che prova a correre sulla banda, pallone poi per Campanella fermato, palla in fallo laterale, arriva a battere Uzzo. Pallone in area di rigore, spizzata da parte di Francesco Parlato, palla sul fondo. Di Palazzolo, colpo di testa di Randazzo, poi quello di Parrinello che svetta
poi ancora a contrastare Parrinello. Randazzo in qualche modo, c'è un vento che cambia le traiettorie e alza anche dei gran polveroni letteralmente dal campo del Boncore. La sponda da parte di Cappello, è bravo qui a chiudere Jaimo. Cannella deve affrettare il disimpegno, lo fa dalle parti di Stefano Parlato, in qualche modo la controlla. Poi Jaimo porta palla qui da parte del numero 3 che torna titolare, difesa rivoluzionata rispetto all'ultima gara. Poi ancora Cucinella che finta il tiro contro Randazzo, ancora Cucinella al limite, fermato. Uzzo prova a cercare Parrinello dall'altra parte, c'è l'intervento del difensore, poi è costretto a uscire Palazzolo. Parlato si scontra con Jaimo, nessuno chiama la palla all'altro, allora recupera Città di Cinisi con Cucinella che sbaglia il tocco per Maniaci. Ultimo tocco da parte di Jaimo, un po' di frenesia in casa Monreale in questa fase. Randazzo, pallone poi controllato dall'altro Randazzo, però sia Gabriele, entrambi Randazzo, entrambi con la 4 sulla schiena. Occhio a Seidita dall'altra parte, prova a correre Seidita, il servizio per Costantino che in area viene chiuso da Vassallo. Fallo laterale per il Monreale, se ne va ad occupare forse Stefano Parlato. Col pallone in realtà trattasi di calcio d'angolo per il Monreale. Ora se ne va Campanella, rimane Parlato che gioca col 10. Ancora Stefano Parlato che insegue il pallone, la sponda per la conclusione pericolosa di Francesco Parlato, che diventa buona poi, ma c'è l'intervento in uscita. Calcio d'angolo, il secondo in fila. La bandierina questa volta Campanella può andare dentro l'area. Colpo di testa di Parrinello sul fondo. Parrinello tornato protagonista nell'ultima partita di campionato, marcatura multipla entrando dalla panchina in quel di Palestrate. Qui recupera una bella palla, serve sulla corsa Campanella che evita l'uscita di Palazzolo, il quale però è furbo e lesto a tenere lì la palla. Allora prova ad uscire Città di Cinisi che sbaglia. Allora intervento di Samuele Randazzo che scucchiaia dalle parti di Costantino. Costantino spalla alla porta, cerca di giocarla, trova Randazzo che crossa al centro, colpo di testa a mettere fuori sui piedi di Campanella che non si capisce però con Seidita. E allora attenzione alla palla giocata in profondità, Jaimo protegge l'uscita di Cannella sulla corsa di Maniaci. Cannella che fa salire i compagni, il lancio con uno del Monreale, di testa in anticipo da parte di Vassallo, poi scivola Vitale, rimessa per il Città di Cinisi dalle parti di Cucinella che riesce a guadagnare il pallone. Eccolo qui il capitano in maglia bianco-blu che palleggia, viene fermato. Poi Stefano Parlato, Parrinello la fa passare in mezzo a due con una magia. Uzzo va a correre Samuele Randazzo con il lancio in profondità, la corsa in posizione regolare di Parlato, no, fuori gioco, dunque a nulla vale il gol di Parrinello. Punizione per il Monreale, qui a vuoto Jaimo, a vuoto anche Maniaci. Altra situazione in cui il numero 9 si rivela poco lesto nel riconquistare la palla. Seidita, spalla alla porta, Parrinello in acrobazia riesce a servire Campanella. Campanella subito all'altra parte per Urso, l'aggancio del numero 6 che sa la sistema. Tocca a Seidita che allarga per Samuele Randazzo. La corsa del numero 4 che mette in mezzo
mezzo il pallone, colpo di testa, attraversa e poi altro colpo di testa, smanacciato in calcio d'angolo ad un passo dal raddoppio. Prima Campanella, poi Uzzo, la traversa, ha respinto il tentativo del numero 10, poi forse poco convinto Uzzo nel tap-in, non l'ha piazzata, non l'ha angolata, non ha consentito a Palazzolo di salvarsi e di salvare i suoi dal possibile 2-0 già dopo 14 minuti. Qui Campanella va via sulla linea di fondo, mette in mezzo, l'ha respinta, poi Parrinello ancora trova un'altra deviazione, un altro calcio d'angolo, il numero 4 per il Monreale che cinge d'assedio l'area del Città di Cinisi. Altra doppia palla gol in serie per la squadra di Di Gaetano, che sta cercando di chiudere il discorso e poi mettersi idealmente alla radiolina, con un concetto un po' superato in realtà, ma sempre per far capire che c'è, quando esiste una contemporaneità di partite, l'attesa, la curiosità di sapere cosa fanno i rivali sull'altro campo. Intanto restiamo su questo campo, quello del Boncore, dove c'è un calcio di punizione per il Città di Cinisi e ospiti che allentano un po' la pressione dopo aver vissuto un minuto un po' particolare, con ben 4 occasioni sventate dai legni, dalla bravura di Palazzolo. Intanto Parrinello con l'ennesimo recupero, sta giocando con tanta voglia il numero 7, che qui prova a ricevere da Costantino, anticipato però ora Costantino a recuperare, salta ad avversari, Costantino al limite, scarica, 6 dita a destro sopra la traversa. Pallone lungo, colpo di testa di Stefano Parlato, poi 6 dita, spalla alla porta, Campanella di prima, Parrinello cerca la giocata, viene fermato con il fallo. C'è il calcio di punizione dunque con Samuele Randazzo, la palla allontanata, poi arriva Davi, spanacchia fuori, non gestito bene questo piazzato dal Monreale. Intanto arrivano i primi risultati, fermo restando che manca quello più importante, quello tra Monreale e Città di Cinisi, quello tra Parma Valleoratorio e San Vincenzo. Stanno vincendo rispettivamente Partinica Audace e Cus Palermo 3-1 e 2-0 rispettivamente contro Don Bosco Partinico e TF. Attualmente la classifica dice, per noi che sappiamo il risultato del Monreale 43, Resultana 41, Cus e Parma Val 40, ma c'è ovviamente da capire, da attendere, da valutare. Quello che succede dalle parti di Mondello al Francolo Monaco. Cannella, aggancio con il magnete da parte di Uzzo, Francesco Parlato, lungolinea, Stefano Parlato, si muove Randazzo davanti a lui e parte, va Randazzo con la corsa, con la palla messa in mezzo, deviata, l'anticipo però dalle parti di Parrinello che la gioca bene dall'altra parte su Randazzo che calcia! Sopra la traversa il tentativo di Randazzo, altra palla gol per il Monreale che deve soltanto chiuderla questa partita, per il momento non ci riesce. Palla messa in fallo laterale da Randazzo intanto, prolunga Cucinella dalle parti di Serio, anticipato Serio tra le altre cose protagonista di un episodio abbastanza curioso nella gara di andata, era già stato ammonito, poi il suo tecnico Rossetti Menotti aveva deciso di sostituirlo
lui nella foga, forse nella frustrazione, aveva tolto la maglia prima di uscire. Il direttore di gara, un po' fiscale ma comunque ligio al regolamento, ha estratto il secondo cartellino giallo e ha mandato Serio sotto la doccia, annullando di fatto il cambio. Campanella, Parrinello fermato con la palla allontanata, Maniaci evita Jaimo, non evita il solito Samuele Randazzo che la mette in fallo laterale. Randazzo, equilibratore del centrocampo di questo Monreale, una squadra con un altissimo tasso offensivo, ma che ha trovato la quadra con la presenza di elementi come appunto Randazzo. E Carlino, che però oggi quest'ultimo assente, sostituito in mezzo al campo, almeno dal primo minuto, dal ritorno di Campanella, anche dall'abbassamento di Parlato che sta giocando in posizione più arretrata rispetto al solito per consentire la presenza in contemporanea di Campanella, Seidita e Costantino. Qui intanto Uzzo, pallone lungo a cercare Parrinello, questa è una gran palla e viene agganciata da Uzzo, dalla squadra Parrinello, spalla alla porta il 7, Parrinello cerca di mettere l'effetto secondo palo, Campanella l'aggancio per il regolare, Campanella propone il cross, Costantino 2-0. Qui grande azione ancora del Monreale, che finalmente raccoglie i frutti e soprattutto raddoppia con la rete di Alessio Costantino. Qui Serio chiede un fuorigioco che non sembrava esserci in realtà. La palla illuminante di Parrinello per Campanella dall'altra parte. Campanella che forse in un primo momento voleva calciare verso la porta, poi ha visto di essere troppo defilato e soprattutto ha visto la presenza da pochi passi di Costantino, il quale ha dovuto soltanto scartare il regalo e mettere il punto del raddoppio per la sua squadra. Francesco Parlato con il lancio che non esce bene dal suo destro e poi sente inseguire la palla Seidita, la raggiunge, poi Seidita riesce a resistere ad andare, l'arbitro fischia fallo per l'opposizione da parte di Arcadipane. Arcadipane che sbaglia completamente il calcio di punizione e regala un fallo laterale ai suoi avversari. Momento un po' di sbandamento adesso per il Città di Cinisi, che come un pugile costretto alle corde, avversario chiaramente più forte e chiaramente più motivato, anche se qui Davi sbaglia e regala la palla a Vitale chiuso poi da Davi. Fallo laterale. E questo è quello che deve evitare il Monreale. È un risultato, non dico acquisito, ma comunque vicino alla sua acquisizione, ovvero sia il fatto di mollare, allentare la presa. Qui è bravo Uzzo a recuperare palla su Cucinella e a innescare la ripartenza. Uzzo con l'apertura su Seidita, prova a correre il numero 11, Seidita punta l'avversario, lo salta, ancora Seidita che corre e in area di rigore Seidita può guardare la porta, Seidita, la parata da parte di Palazzolo che nega il 3-0. Seidita devastante quando c'è da correre in campo aperto, un po' meno forse in fase di realizzazione. Qui bravo Jaimo a chiudere su Maniaci, fallo laterale. Il Città di Cinisi, siamo esattamente a metà del primo tempo, il punteggio lo vedete 2-0 per il Monreale. Attenzione alla corsa da parte di Maniaci che in area di rigore calcia e Cannella in qualche modo la smanaccia in angolo. Corner numero 2 per gli ospiti. La battuta va a Gabriele Randazzo, palla nel cuore dell'area di rigore, la girata da parte di Cappello, blocca Cannella. Tutta la fiondata verso Costantino poi si gira per guardare il campo, poi il servizio per Stefano Parlato, Samuele Randazzo. Passaggio di Stefano Parlato impreciso, c'è comunque Francesco Parlato a raccogliere
Davi, Stefano Parlato, Francesco. Battuta lungolinea, Sedita non può arrivare, partito con un attimo di ritardo. Ringrazio comunque il compagno per la giocata, è comunque arrivato dalle parti di Palazzolo. Il rinvio, un colpo di testa di Serio. Vitale viene chiuso da Francesco Parlato. Samuele Randazzo, spalla alla porta, Davi decide di lanciare lungo, trova l'opposizione. Il tentativo di Cucinella stoppato col fallo da Randazzo. Punizione per Cucinella. Impaziente di calciare, cerca la porta, in effetti la porta la trova anche Cannella, che non è perfetto ma poi riesce sul mancato tapin di Maniace a riprendere la palla. Battuta lunga di Toni Cannella, a vuoto qui la difesa e allora Seidita può prenderla, ingresso in area di rigore, ancora Seidita. Riesce a tenere il pallone in campo, prova a servire Uzzo ma non ci riesce. Stefano Parlato la colpisce di testa, diventa di fatto un autopassaggio per il numero 8, autore sul rigore del gol che ha sbloccato la partita. Poi Vitale non riesce a tenere il pallone, che Francesco Parlato lascia scorrere, fallo laterale. Battuta verso Campanella, l'arbitro lascia correre, poi Randazzo fermato, l'arbitro fischia. Punizione per il Monreale, fallo su Campanella, direttore di gara che ha concesso il vantaggio, visto che non si è concretizzato. E allora ha portato il fischietto alla bocca e ha dato la palla al Monreale. Uzzo fermato col fallo. Per Stefano Parlato, Randazzo, Campanella allarga, poi il cross di Stefano Parlato può diventare buono, ma sbaglia Palazzolo l'uscita. Qui il vento rischia di essere un rivale pericoloso per i portieri. Poc'anzi abbiamo visto Cannella un po' in difficoltà in un po' di circostanze, questa volta anche Palazzolo ha pagato dazio, ha concesso angolo. La battuta di Stefano Parlato, secondo palo, con Parinello che ha anticipato anche Francesco Parlato. Del portiere del Monreale a cercare Seidita e Parinello, l'anticipo di Cucinella che la gira in avanti dove c'è Stefano Parlato. Costantino, serie di finte, autore del 2-0, poi Uzzo non riesce a controllare, la palla non è sua perché l'arbitro ha visto un tocco per ultimo il giocatore del Monreale. Dopo rimessa per la squadra di Rossetti Menotti. Recupera Randazzo che serve Costantino sullo spazio, questione regolare per Costantino che la controlla in area di rigore. Poi il più lesto di tutti è Palazzolo, qui colpisce Uzzo, poi Serio, interviene Stefano Parlato, poi spazza in qualche modo Vassallo. Costantino
la tiene in campo, prova a puntare, gliela mette fuori Cucinella, rimessa per il Monreale. Battuta la rimessa, Seidita, si prende dal calcio d'angolo. Sul primo palo, la palla messa fuori, poi Stefano Parlato per il drop tempistico, varrebbe 3 punti nel rugby, vale una rimessa dal fondo in questo caso. Ancora una palla persa da Città di Cinisi, Stefano Parlato alleggerisce a Davi, Cannello. Jaime, il velo di Parrinello per la corsa di Seidita, esce fuori dall'area Palazzolo che la mette fuori, trova Oliveri fermato da Parrinello, poi Seidita scambia con lui, chiusura, fallo laterale. Monreale totalmente padrone del campo. Seidita, Parrinello non arriva. La battuta lunga, Cannella la fa sua, ha messo palla fuori, il portiere del Monreale aveva visto Campanella un po' in difficoltà, restituisce la Città di Cinisi. Cerca Parrinello, rollo del 7 che me la gira subito su Seidita, c'è il movimento anche di Costantino che taglia fuori sull'avversario, esce ancora Palazzolo, sarebbe un grande affare il portiere del Città di Cinisi. Seidita non arriva, per poco non favorisce Campanella, svirgola ma riesce ad allontanare Vassallo. Poi Seidita, spalla alla porta, il tacco a servire Parrinello. Parrinello punta. Parrinello cerca la conclusione con deviazione. Sopra la traversa, calcio d'angolo. Dopo il tocco di Arcadipane. Campanella, sesto corner per il Monreale, secondo palo, capisce male Seidita. Come dicevo prima, Seidita è un giocatore veramente molto forte quando c'è da puntare, quando c'è da correre, quando c'è da sacrificarsi, decisamente meno prestante e meno efficace quando c'è da buttarla dentro. Chiaramente un giocatore molto generoso, non arriva sempre con la lucidità giusta dall'appuntamento con gli ultimi metri. Parrinello prova a puntare, viene fermato, poi subentra nell'azione Gabriele Randazzo che allontana su Cucinella, Stefano Parlato lo aspetta e gliela toglie, e poi punizione per il Cinisi. Cucinella la gioca verso l'area, Vitale anticipato da Francesco Parlato, poi Stefano Parlato con l'aggancio. La battuta di Cannella, colpo di testa di Gioia, poi Cucinella che ha deciso di divertirsi con le soluzioni balistiche, la palla è ancora in campo, Francesco Parlato la fa scendere pericolosamente, fuori gioco. Gioco di Vitale. Per Francesco Parlato che va lungo, colpo di testa di Cucinella, poi prolunga ancora Francesco
Randazzo, scusate, Gabriele Randazzo. C'è la corsa di Stefano Parlato, la palla si avvia verso la linea laterale, rimessa per il Monreale. La rimessa di Jaimo. Nessun aggiornamento, mi sa che è volontà comune di non aggiornare. Intanto ad un passo dal gol ancora il Monreale con questa conclusione allontanata. Insiste Uzzo con la palla scucchiaiata, Parrinello, l'aggancio, cerca di metterla in mezzo, in effetti ci riesce, lo scarico per Stefano Parlato, ribattuto il suo tiro serio, anticipato da Seidita, poi passa in mezzo a due, subisce fallo Costantino. E punizione per il Monreale. Sembra quasi una pretattica quella di non dare aggiornamenti. Sembra quasi fare apposta per deconcentrare gli avversari, perché poi in campo vanno i ragazzi che sicuramente non stanno lì con il live score acceso. Intanto la punizione di Parrinello, smanaccia Palazzolo che poi si ritrova il pallone in mano sul tapin di Campanella e subito il rinvio. David rischia, appoggio per Jaimo, non semplice. Jaimo gira attorno al pallone, guadagna il fallo laterale. La rimessa, colpo di testa di Cucinella, Maniaci, troppo per serio che non aggancia, lo ferma Uzzo che riesce a saltare un avversario. Uzzo può far correre Costantino, la posizione è regolare, Costantino, uscita di Palazzolo che ormai gioca costantemente a ridosso della linea dell'area di rigore. La rimessa a cercare Uzzo, battuta benissimo con l'arca di pane, può fare da scudo. Colpo di testa di Randazzo, poi a vuoto Stefano Parlato, la palla in avanti dove c'è Francesco Parlato, Seidita cerca la sponda del Parrinello, poi torna sul pallone dopo la respinta, va al tiro, palla fuori. Palazzolo di testa Parrinello in fallo laterale. Palla verso l'area di rigore. Colpo di testa di Arcadipane, quello di il controllo di Randazzo. Poi Stefano Parlato allarga per Uzzo. Francesco Parlato, Davi. Prendere campo Davi, va da Parrinello. Parrinello d'esterno a cercare Campanella, allarga, poi per Uzzo, si distende ancora una volta il Monreale. Uzzo, tocco per Randazzo che può metterla in mezzo, il cross per Chico Antoni. E per la palla ancora recuperata dal Monreale. Campanella cerca Seidita, non lo trova però. Colpo di testa da parte di Cappello direttamente in fallo laterale. Poco meno di 7 minuti alla fine del primo tempo, partita con un chiaro padrone
E Monreale che sta tranquillamente gestendo le operazioni. Intanto la corsa di Cucinella che sterza, sempre Cucinella, scucchiaiata per Cannella, esce bene, Parinello, sterza, cerca i compagni, allarga Suzzo, palla dall'altra parte, il controllo con un braccio. Dovrebbe essere calcio di punizione dal limite per l'intervento con una mano di Oliveri. Sì, non c'è nessuno sul dischetto, quindi sì. Punizione dal limite. Il pallone parlato e Parrinello. Vediamo se ci sarà il tocco, anche se Parrinello se ne va. Quindi probabilmente il tocco di parlato per Parrinello. C'è un giocatore decisamente vicino. Dal punto di battuta lo fa allontanare l'arbitro, quindi tocco di parlato per Parrinello. 4,5 alla fine del primo tempo. Fischia l'arbitro. Tocco di parlato per Parrinello che calcia di potenza. E bravo Palazzolo a metterla in calcio d'angolo. Angolo numero 7 per il Monreale. Campanella, il cross teso, allontanato la difesa del Monreale, poi cerca di uscire con questo rinvio il Città di Cinisi, ma Randazzo controlla e spazza via. Sarà dunque fallo laterale per la squadra bianca. Quindi altra rimessa, questa volta per il Monreale. Jaimo, 6 dita, viene anticipato, poi spazza, Vassallo, Cappello non riesce a controllare ancora Monreale in possesso. Uzzo cerca di tenerla, non la tiene, non facile da gestire questa palla. Rimessa per Arcadipane. Gabriele Randazzo va ancora, gioca. Fuori, poi spazza Oliveri, Davi in qualche modo arriva però Cappello che controlla, Cappello in area, il tocco per Vitale, a tu per tu con Cannella e c'è il gol di Vitale che riapre la partita. 2-1, fulmine a ciel sereno per il Monreale che rimane in vantaggio, ma sicuramente questo è da prendere, considerando la situazione della partita in pieno controllo per i ragazzi di Di Gaetano a 2 minuti dal 45esimo. Oliveri, poi la palla messa fuori, rimessa per il Città di Cinisi. Maniaci sbaglia,
Costantino, giocata in avanti sul destro, fermato da Vitale. Rimessa per i padroni di casa Coluzzo. C'è la sponda di tacco di Francesco Parlato, non controllata, poi Campanella sul fondo. Ultimo giro di lancette del primo tempo. Di testa Randazzo, poi prolunga Parrinello, la palla diventa preda di Gabriele Randazzo, poi il lancio in avanti Chaimo di testa, Parrinello, controllo, poi passaggio per vie centrali, stoppato ancora da Gabriele Randazzo, fallo laterale per il Monreale. Sei dita, appoggio per Parrinello che non la controlla, battuta in avanti, colpo di testa di Davì, poi Samuele Randazzo, l'arbitro basta così, con qualche secondo di anticipo finisce il primo tempo al campo sportivo Boncore, 2-1 per il Monreale sul Città di Cinisi. Vantaggio sul calcio di rigore di Stefano Parlato, raddoppio di Costantino nel finale, e gol firmato da Vitale che tiene in vita gli ospiti, anche se il primo tempo è stato dominato dalla squadra di Gaetano. Noi restiamo collegati qui dal centro sportivo Boncore, dove lascio fuori i contributi dai campi targati. Si comincia allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta con il primo tentativo da parte della Don Carlo Misilmeri direttamente dal rinvio di Marino. La palla arriva a Lucera, sembra in anticipo il portiere della Nissa che però sbaglia l'uscita, c'è il salvataggio sulla linea e dunque subito prima palla gol per la Don Carlo, che in questo caso poi si deve difendere da un'avanzata sulla sinistra. Parte il cross a ricerca di Vignone, anticipato, la palla arriva a Fragapane che calcia raso terra, facile per Simone Marino. Dall'altra parte Don Carlo che attacca ancora con Lucera, ispiratissimo, cercato e trovato da Concialdi, sterzo col primo avversario, salta il secondo avversario, calcia con il destro di potenza, palla sopra, la traversa la disperazione di Raimondo Lucera. Dall'altra parte Concialdi in back Ambro che arriva sul fondo, mette al centro, l'uscita sui piedi di Matera che non riesce nel tapin vincente, poi calcio di punizione per la Don Carlo, minuto 25, il solito piede sinistro di Concialdi a cercare il colpo di testa di Giuliano, palla sulla traversa, opportunità che sfuma per la Don Carlo Misilmeri che poi ci prova con un calcio di punizione. Sulla palla c'è Ambro, ma soprattutto c'è Piero Concialdi che parte col sinistro a cercare il secondo palo, palla che sorvola la traversa, è un assolo della squadra di Aronica che attacca sulla destra con Sino, il quale prova ad accentrarsi, salta il primo avversario, si porta la palla sul sinistro, calcia e trova l'opposizione del portiere, palla in calcio d'angolo. Attenzione però a quest'ultimo tentativo del primo tempo con la Nissa che ci prova, la palla arriva ancora a Fragapane che sorvola la traversa di pochi centimetri. Veniamo al secondo tempo allora, che viene anticipato da questa opportunità per la Don Carlo. La palla arriva sul secondo palo per Mendola, la respinta provvidenziale in calcio d'angolo. Veniamo adesso allora al secondo tempo che parte subito con un'opportunità dopo una decina di secondi per la Nissa che attacca sulla fascia di destra, propone questo cross al centro, c'è la sforbiciata, è fermo Marino, la palla sorvola la traversa. Veniamo allora dall'altra parte con Lucera che salta un avversario, si presenta opportuno con il portiere, apre il piattone e porta in vantaggio la Don Carlo Misilmeri, torna a segnare e vola in doppia cifra Raimondo Lucera, l'uomo in più della Don Carlo Misilmeri in questo finale di stagione, quasi sempre in gol il numero 11. Poi pochi minuti più tardi Sino indirizza per Concialdi che decide di crossare col destro, arriva sul secondo palo Riccardo Pellegrino e subito il raddoppio della Don Carlo. Sono passati appena 4 minuti dall'inizio della ripresa e il terzino sinistro misilmerese torna titolare e torna al gol, ma qui cioccolatino vero e proprio da parte di Piero Concialdi. Non sarà l'ultimo della sua partita, qui contropiede della Don Carlo che gioca sul velluto, proprio la palla per Concialdi che controlla, salta nettamente un avversario, si porta la palla sul sinistro, calcia dal limite, la palla sorvola di poco la traversa
è uno show della squadra di Aronica, che qui però deve tornare a difendersi su questo calcio angolo. Il colpo di testa e la parata da parte di Marino, che si sdraia sul secondo palo e la mette in calcio d'angolo. Altra palla inattiva interessante per la squadra di Sferrazza, che propone questo cross al centro. Altro colpo di testa e ancora molto difficile la parata di Simone Marino. Poi veniamo al 20° della ripresa con Manfred che entra e innesca subito Sino, il quale si presenta alla conclusione, palla che sbatte sul palo, occasione per lo 0-3 per la Don Carlo Misilmeri, che poi riparte ancora con Manfred. La palla per Concialdi in campo aperto, potrebbe andare a calciare il numero 10, però vede con la coda dell'occhio Raimondo Lucera che deposita nella porta spalancata il gol del 3-0, doppietta personale, ancora una marcatura multipla per l'ex giocatore del Palermo, che dunque porta la sua squadra a 3 lunghezze di vantaggio. Nissa praticamente disarmata, che ci prova più con la forza della disperazione che con altro. Occasione qui sulla fascia di destra con un'altra palla messa al centro, il colpo di testa e Marino si supera. Altra parata straordinaria da parte del portiere della Don Carlo Misilmeri, che qui ancora deve difendersi con l'altra palla messa al centro, il tiro al volo di sinistro, palla sopra la traversa. Non molla, almeno prova a non mollare la Nissa, già contestata dal suo pubblico. Dall'altra parte sul velluto la Don Carlo, angolo di Concialdi per Manfred, e ci vuole il miracolo per evitare il gol dello 0-4, gol dello 0-4 che però arriva tra poco. Concialdi, grande sterzata sul primo avversario, altro dribbling, palla sempre incollata al sinistro, spiazzato il portiere, 0-4. E come potete sentire sullo sfondo gli applausi del pubblico del Marco Tomaselli, lo sportivo pubblico di Fede Nissena, che non può non ammirare questa perla da parte del numero 10, che poi all'uscita al campo, come sentite, viene tributato del giusto e meritato applauso da parte del pubblico della Marco Tomaselli. Vogliamo chiudere i nostri ragazzi con queste immagini. Poi il triplice fischio, vince la Don Carlo, che torna a sperare la qualificazione ai playoff, si mette male per la Nissa. Cus Palermo, che invece viene da una striscia di risultati utili consecutivi che hanno consentito di riaprire clamorosamente la corsa per la salvezza. Iniziamo con il film della partita, con il calcio di punizione di Ciccio Maggio, che come sempre è un pericolo sulle palle inattive. Poi il calcio di punizione di Cardinale, la palla che rimane nel cuore dell'area di rigore, viene allontanata dalla difesa del Cus Palermo, poi rimane però a disposizione della squadra di Pagano, che effettua questo cross con la palla che arriva sul secondo palo, il colpo di testa che sorvola la traversa. Poi ancora Sanyong per il Marineo con questo inserimento tentato e la conclusione che si perde sul fondo da parte di Sanna Sardo. Poi dall'altra parte calcio di punizione per il Cus Palermo con la palla che spiove, per poco Fofana non la riesce a correggere, la palla gli sbatte letteralmente sul petto prima di perdersi fuori. Poi Kubi cerca di liberarsi al limite dell'area, pallone poi messo in mezzo ancora per Fofana, che questa volta con i piedi non riesce a indirizzare verso la porta avversaria. Ma veniamo all'azione che si sviluppa dall'altra parte col Marineo, che attacca sulla sinistra con il cross che arriva a centro area, colpo di testa e palla che si perde sul fondo. Cardinale vicino alla rete del vantaggio. Poi ancora attacca la squadra di casa con questo tentativo di Maggio deviato in calcio d'angolo. Anima della squadra come sempre Ciccio Maggio, ma attenzione a questa azione con Ciancimino che mette in mezzo. Non arriva Sanyong, arriva invece Michele Di Maggio per il vantaggio dell'oratorio San Ciro e San Giorgio Marineo. Esplode il pubblico di Fede Marinese, esplode la squadra guidata da mister Pagano, che dunque passa a condurre per 1-0. L'esultanza di gruppo al centro del campo. Marineo che insiste, Cus che accusa il colpo, qui ancora Di Maggio che stavolta si allarga sulla destra, mette in mezzo il pallone, c'è l'anticipo da parte di Carollo, che dunque torna al centro della difesa del Marineo. Ma attenzione a questa bomba da parte di Favata, che si va ad insaccare sotto l'incrocio dei pali, non può nulla la Min Sisei. 1-1 e gran gol e grande festa per uno dei frutti del settore giovanile del Cus Palermo. L'esultanza davanti alla panchina cussina, Cus Palermo che insiste, qui Sheriff con la giocata tra le linee, il servizio per Fofana che viene toccato duro da Maggio, l'arbitro non ha dubbi, concede calcio di rigore. Dal dischetto si presenta il grande ex della partita, ovvero sia Mustacciolo, che prende una rincorsa molto breve ma calcia perfettamente sotto l'incrocio dei pali. Il vantaggio, il sorpasso del Cus Palermo e poi l'esultanza un po' provocatoria, un po' polemica da parte di Mustacciolo, che ha iniziato la stagione con il Marineo e adesso è uno dei leader tecnici e non solo del Cus Palermo. Cus Palermo che qui deve difendersi da questo tentativo da parte del Marineo, che pareggia subito il conto con il giovane.
inizia il secondo tempo al campo sportivo Boncore di Palermo. Inizia con la palla giocata dal Città di Cinisi, che è sotto di 2-1, ma come abbiamo visto ha trovato il gol con Vitale proprio poco prima dell'intervallo. La palla Parrinello, non è cambiato nulla nelle due formazioni rispetto al primo tempo, se non per l'ingresso in campo di Imperato nel Città di Cinisi al posto del capitano Cucinella. Quindi a breve andrà anche alla riassunto delle due formazioni, partendo da quella del Monreale. Guadagna il fallo laterale, gioca con Cannella in porta. In difesa Francesco Parlato, Davì e Giaimo. A centrocampo ci sono Randazzo e Stefano Pardo, perché qui si perde fuori. Uzzo e Parrinello stanno giocando larghi, con la presenza di Campanella alle spalle di Costantino e di Seidita, che sono le due punte. Dall'altra parte delle Città di Cinisi, che qui prova a riconquistare palla ma la perde. La difesa composta davanti al portiere Palazzolo da Innocenzo Oliveri a destra, Diego Oliveri a sinistra. Tanto altra conclusione, si perde fuori questa volta il tiro di Costantino. Dicevo, Innocenzo Oliveri a destra, Diego Oliveri a sinistra. I centrali sono Arcadipane e Vassallo davanti al portiere Palazzolo. Poi in mezzo al campo ci sono adesso Randazzo, Cappello e il nuovo entrato, ossia Imperato. In avanti Vitale e Maniaci giocano larghi. La punta la sta facendo in questa fase serio, potrebbe tranquillamente essere un 4-3-1-2 con Maniaci e Vitale sostenuti proprio dal numero 7. Intanto fallo laterale per il Monreale. Parrinello cerca la palla verso Seidita, il quale non corre, non ci crede. La palla si perde tra le braccia del portiere Palazzolo. Recupera Campanella, poi Stefano Parlato salta sul pallone. Cappello, fallo laterale. Randazzo con le mani verso l'area di rigore, interviene molto bene Vassallo. Poi Randazzo per Davì. Delle davanti, palla controllata ancora da Vassallo. Imperato, tocco per Serio. Serio con il lancio per la corsa di Maniaci, palla di Rocca. Esce però Cannella e la blocca. Uzzo, lancio, colpo di testa. Interviene Randazzo, la rimessa è per il Città di Cinisi. Monreale che non ha effettuato cambio e che ha a disposizione in panchina Raccatore, Pulino, Cristoforo, Compasso, Greco, Follari e Brocco. Dall'altra parte è rimasto in panchina solo Francesco Vitale. Diego Oliveri, la palla larga a sinistra per Vitale. Vitale però a passare in mezzo a due non ci riesce. Poi Uzzo allontana per Costantino che scivola. Allora Imperato fermato, spazza Francesco Parlato alle parti di Seidita, che controlla e prova a partire. Seidita allunga la falcata, ancora Seidita, riesce a tenere il contrasto, può mettere in mezzo il pallone, non arriva Parrinello, che però è sulla seconda palla. Per l'arbitro è uscito il pallone. Andare dal fondo Palazzolo. 4,5 nel secondo tempo. Controlla Samuele Randazzo col braccio, secondo l'anno. Imperato, tocco per Serio. Serio prova a scodellare in avanti. Maniaci prova
prova a metterla dentro, viene fermato da Jaimo. C'è lo scambio, la palla messa in mezzo, Cannella con i pugni, vediamo se riesce a fare ripartire i compagni con Seidita che corre. Seidita trattenuto, prova a servire Costantino e ci riesce. Costantino resiste a un paio di cariche, poi viene fermato in fallo laterale. Può andare con le mani Francesco Parlato, di testa Arcadipane, poi prova ad arrivare Parrinello, colpo di testa per Seidita, anticipato, poi altro colpo di testa. Seidita prova a inseguire anche questa palla, Arcadipane mette fuori, Diego Oliveri cerca di giocarla, la perde. Seidita, il cross di Uzzo allontanato da Vassallo, rimessa Monreale che ha l'obbligo di andare alla ricerca del terzo gol per tenere a distanza di sicurezza gli avversari, anche perché la sbavatura, l'incertezza, la sorpresa è dietro l'angolo e l'abbiamo visto a fine primo tempo col gol di Vitale. Qui chiusura di Imperato. Rimessa per Francesco Parlato che andrà verso l'area. Cercato ancora Seidita che fa la sponda, prova ad arrivare Parrinello, esce però con i tempi giusti Palazzolo che mette subito in movimento Maniaci. Serio, intercettato il suo passaggio, c'è Maniaci, poi in avanti Gabriele Randazzo col lancio, qui Jaimo rischia con questa palla per Cannella. Campanella, lancio lungo, prova ad arrivare Seidita, c'è l'uscita di Palazzolo dentro la sua area di rigore, la palla è sua. Rinviare il numero 1 ospite, colpo di testa di Davi, rimessa per il Città di Cinisi, rimessa ai limiti del cambio, poi Jaimo arriva col passo lungo ma interviene, poi calcia Vitale e diventa buona la palla per Cannella. Uzzo, pressato Uzzo, riesce a tenere palla, poi viene fermato, interviene Francesco Parlato, rimessa, c'è quel tocco di Diego Oliveri. Costantino prolunga, colpo di testa e poi ancora Diego Oliveri che la sistema, di testa Uzzo, ancora Costantino, Campanella, scambiano i due, non c'è il tocco di ritorno di Campanella però, meglio c'è ma è impreciso. Davi, Seidita anticipato da Vassallo, poi arriva Campanella in corsa, Campanella, la finta, ancora palla incollata al sinistro, interviene qui Randazzo ma regala palla a Campanella, il tocco per Seidita che fa il velo per Costantino, qui giocata superflua dell'11, non controlla bene Samuele Randazzo e palla persa dal Monreale che ancora una volta spreca, eccesso di leziosismo dei ragazzi di Gaetano che sicuramente non sta gradendo. Poi fallo su Costantino, punizione Monreale. Sì, sicuramente non ha gradito, se siete riusciti a sentire come il tecnico ha apostrofato la giocata del suo numero 11. Senza dubbio bisogno di un gol, tanto occhio a questa punizione. Sulla palla Campanella e Randazzo, uno col sinistro, uno col destro, da non escludere la soluzione diretta verso la porta. Fischia l'arbitro, il tocco infatti è per Campanella che calcia, blocca Palazzolo, sicuramente non la parata più difficile del suo pomeriggio. Tanto
10 minuti nel secondo tempo. Dal Francolo Monaco di Mondello non arrivano grosse notizie. Si legge di 1-0-0. Ma da capire quanto veritiero sia questo risultato. Intanto altro fallo su Campanella, punizione. Arrivano adesso l'aggiornamento. Parma va avanti 2-1 sull'Oratorio San Vincenzo e dunque parità non solo nel risultato ma anche nella classifica, e dunque si materializza sempre più forte e sempre più chiaro lo spettro dello spareggio. Colpo di testa di Costantino, Parrinello non aggancia, poi Seidita resiste, prova a girarsi, non riesce a tenere palla, spazzata via da Vassallo. Davi appoggia di testa a Cannella, modalità safe questa giocata. Parlato, passaggio intercettato, fallo laterale per il Monreale. Di Francesco Parlato, sorvolato Cannella, poi Seidita, la palla è per Costantino, che era Costantino sul fondo, era tutto buono. Meno la conclusione di Costantino. Alla battuta lunga Palazzolo, di testa Campanella, la palla rimbalza davanti a Gabriele Randazzo. Giaimo, ancora il numero 4 del Cinisi, di testa Francesco Parlato, poi Campanella mette giù, cerca l'apertura, non la trova, poi ancora Francesco Parlato che sventaglia per fallo di mano di Francesco Parlato, punizione per il Città di Cinisi. La palla messa in mezzo, non c'è l'aggancio da parte di Arcadipane, pallone fuori. Battuta di testa all'indietro di Imperato per chiudere Arcadipane, allontana dei Coliveri. Serio, pericoloso del 7, punizione Monreale, servizio ancora di Uzzo su Costantino che non riesce ad agganciare. Inizia un po' di movimento sulla panchina del Monreale, sembra Greco che si sta scaldando a bordo campo. Seidita con la sponda, Costantino anticipa e trova il gol del 3-1, ancora Alessio Costantino, la doppietta personale e il gol che sa di liberazione per il Monreale, che torna con 2 lunghezze di vantaggio, e la doppietta del numero 9, gol da vero rapace d'area. Ritrova il doppio vantaggio la squadra di Di Gaetano. Qui Imperato fermato, rimessa per i bianco-blu. Controllo di Serio, poi Imperato fermato da Campanella, poi commette fallo Imperato. Buona la giocata in pressing da parte di Marco Campanella. Qui rischia di perderla, la perde il Monreale con Stefano Parlato.
paura ai danni di Cappello. Sei dita, sbaglia il tocco. Attenzione alla ripartenza dall'altra parte con Innocenzo Riveri e mette in mezzo male Cannella, poi la palla che colpisce in pieno il portiere con Francesco Parlato. Aveva spazzato Francesco Parlato addosso al suo portiere che si stava rialzando. Incredibile. Intanto va fuori Cappello, entra Francesco Vitale nel Città di Cinisi, che dunque termina i cambi. E c'è il calcio d'angolo per il Città di Cinisi con la palla messa sul primo palo, allontana Campanella. Situazione paradossale nell'area di rigore con Cannella che aveva sbagliato completamente l'intervento, poi nel modo di rialzarsi è stato colpito in pieno da un suo compagno. Per poco non è arrivata la frittata in casa Monreale, squadra che ha dei cali di concentrazione paurosi, soprattutto quando l'avversario appare più debole. Rinvia dal fondo Cannella dalle parti di Giaimo. Il lancio, cercare Seidita, fermato, poi Seidita può correre. Seidita fa scendere il pallone, fa arrivare anche i compagni. C'è Parrinello, finta di Parrinello che porta a spasso la palla, serve Seidita, in area Seidita, Campanella scucchiaia, blocca Palazzolo. Ha già recuperato palla il Monreale. Parlato, va a passare il tocco Peruzzo, fermato da Arcadipane che poi viene mangiato da Campanella. Campanella lato corto, l'uscita di Palazzolo. E poi l'ultimo tocco da parte di Costantino. La battuta lunga da parte di Palazzolo. Campanella interviene. Costantino cerca dall'altra parte la corsa di Uzzo. Uzzo, pallone ancora per Campanella in posizione regolare. Campanella torna da Uzzo che mette al centro, pallone allontanato su Parrinello che se la sistema, poi costretto a uscire dall'area. Parrinello cerca un appoggio ma viene aggredito in maniera regolare da Vassallo, e allora prova a uscire il Città di Cinisi con questa corsa di Serio, anticipato a Giacomo. Poi Cannella spazza via. Imperato, controllo, lo ferma Costantino, però ancora Imperato in possesso. Palla in avanti, Serio prolunga, interviene Davide testa. Costantino, Stefano Parlato per la corsa di Seidita. Ancora Seidita, lotta, poi Parrinello recupera la palla e se ne va. Parrinello, ingresso in area, Parrinello, la sterzata, poi riesce a giocarla per Randazzo. Randazzo guarda la porta! Trova la porta! Trova il gol numero 4 del numero 4. Proteste furibonde dei giocatori del Città di Cinisi, segna Samuele Randazzo, 4-1. Il gol di Samuele Randazzo probabilmente per il modo in cui Parrinello si era liberato degli avversari, un colpo a colpo abbastanza forte, in cui però nessuno, né attaccante né difensore, si sono tirati indietro. Intanto già rimessa per il Monreale che ha riconquistato palla.
Campanella cerca la palla in avanti, poi cerca di recuperarla, il contrasto, il fallo. Prova a uscire Cittadicini, si palla al piede con Maniaci. Serio. Scocchiaia, interviene Jaimo. Poi Stefano Parlato. E adesso situazione di punteggio decisamente più tranquilla per il Monreale. Per la prima volta a +3. Uzzo prova a premiare i compagni, spazza Arcadipane. Oh, cancia da Skype! C'è a destra e a sinistra! Tutti i palloni e si arruccano! Tanto sembrano quasi viaggiare di pari passo Monreale e Parmoval, perché anche la squadra di Bellingardo è avanti 4-1, quindi quello che alla vigilia sembrava lo scenario più possibile, ovvero sia il duello allo spareggio, si sta delineando quando ormai mancano 24 minuti più recupero, da capire quanto manca al Francolo Monaco. Sicuramente non mancherà più di mezz'ora alla fine. Parlato col controllo e il lancio, Campanella in netta posizione di fuorigioco, netta posizione, Campanella dice di no, sottoscritto guarda la partita dall'alto, dice assolutamente di sì. Arcadipane, la battuta, controlla Parrinello, Parrinello porta a spasso la palla, dribbling sul Randazzo che poi sul secondo duello lo ferma. Stefano Parlato, Uzzo prova a scappare, Uzzo salta un avversario, propone il cross, stoppato dalla difesa del Cinisi, che adesso attacca con 5 uomini. Serio? Poi la palla in avanti di Francesco Vitale, chiude bene Jaimo, poi spazza Francesco Parlato, Parrinello che non riesce a controllarla. Seidità, forse è spinto, si gioca, Samuele Randazzo controlla, prova a prenderla, non ci riesce. Di testa Uzzo, Costantino si gira, può andare, cerca, Parrinello si oppone però involontariamente Uzzo. Campanella, il dribbling, interviene però Imperato che lo ferma, poi sbaglia però il tocco. Di Davi, di testa a mettere fuori Innocenzo Oliveri e con le mani va a Parrinello, 6 dita, controllo in 2 tempi, poi spazza, passa di testa Campanella, Arcadipane con l'intervento, poi ancora Campanella in maniera elegante, colpo di testa sbagliato di Costantino. Francesco Vitale col palleggio, per Stefano Parlato di testa, poi anticipa anche il suo compagno, avanza Parlato in area, Parlato calcia, palla fuori. Qui del Cinisi, ormai in rottura prolungata la squadra ospite che prova a partire con Manuel Vitale dall'altra parte. Non è fuori. Rimessa per il Cinisi, c'è cambio nel Monreale, entra Brocco, esce Costantino, doppietta per lui. Sia passato al 4-3-1-2
chiedendo a Uzzo di fare il terzino. Qui conclusione, il gran gol di Serio, 4-2, gran gol qui del numero 7 del Città di Cinisi, che dunque riduce il gap a 20 dalla fine. Gran tiro, quindi Mirko Serio. Cannella, il rilancio su Campanella. Uzzo, avanza Uzzo, palla per Seidita, corre Seidita che resiste ad una carica, ancora Seidita, può mettere il cross, riesce a resistere, ancora Seidita, mette in mezzo, sui piedi di Palazzolo. Randazzo colpisce male, poi spazza via Innocenzo Oliveri. Serio la fa scorrere, Francesco Vitale calcia in avanti, c'è Jaimo in netto anticipo, l'appoggio per Cannella che qui rischia, è poi costretto a calciarla con i piedi fuori. Campanella, Uzzo, Brocco, Seidita prova a giocarla, viene fermato. Poi colpito Brocco, fallo laterale. Qui Randazzo, la rimessa per il Città di Cinisi. Innocenzo Oliveri, Francesco Vitale fermato da Randazzo, per ancora insiste il 14 che cerca di andare in fuga, lo ferma Jaimo, bene anche scivolando. Campanella, lancio per Seidita che prova a correre in mezzo a due. Diego Oliveri scorta la palla, Seidita però la tiene in campo, c'è una trattenuta ma si gioca. Seidita, Parrinello in area, la fa scorrere Parrinello, resiste ad una carica, Parrinello davanti alla porta, 5-2 per il Monreale, il gol ancora di Parrinello. Azione in cui gli attaccanti del Monreale sono stati caparbi, prima Seidita a resistere su Oliveri, poi Parrinello col dribbling e col tiro mancino vincente. 5-2 e settimana da incorniciare per Riccardo Parrinello, in gol per 2 gare di fila, 17 più recupero, peggio che diventa ancora più rotondo per il Monreale. Stefano Parlato, la palla per Uzzo. Poi palla quasi persa, recupera ancora Stefano Parlato. Parrinello, posizione regolare, cerca di far viaggiare Randazzo, rimessa per il Città di Cinisi secondo il direttore di gara. Francesco Parlato con calma, controllo e rinvio. Uzzo, poi Campanella di testa su Randazzo. Parlato, Parrinello cerca la sponda, la palla gli rimane sul piede. Serio, corre Serio, inseguito da Campanella, fermato da Jaimo, rimessa per il Città di Cinisi che prova ad attaccare più per orgoglio che per reale convinzione. Manca poco più di un quarto d'ora alla fine, il risultato è scritto. Tanto tocca a Greco a breve. Intanto Maniaci sul fondo, cross respinto, calcio d'angolo, chiede Randazzo la deviazione che non c'è stata.
C'è il cross, palla che attraversa tutta l'area, non riesce ad arrivare sulla seconda palla Diego Oliveri. E allora si ripartirà con un rinvio per Tony Cannella, che ha subito 2 gol, uno per imperizia dei suoi compagni di difesa, uno per una prodezza di Serio. Poco da rimproverare oggi per lui. Dall'altra parte Parinello prova ad arrivare, lotta, spazza Arcadipane, poi Seidita sul rinvio, Seidita finge il tiro, cerca l'appoggio, lo trova per Campanella, Campanella è solo, calcia male col sinistro. Il rinvio di Palazzolo per Imperato, che rischia e infatti perde palla. Campanella fermato da Arcadipane, tiene il pallone in campo Campanella, poi Seidita la mette fuori, è rimasto giù Imperato, che nel frattempo si è rialzato ma comunque ha messo palla fuori il Monreale per non rischiare, anche per correttezza. Dà la palla molto vicino il Città di Cinisi, non ne approfitta Uzzo, che opta per la ripartenza alle retrovie. Lancio di Davì, colpo di testa da parte di Vassallo, si stava fiondando verso l'area Randazzo, e qui recupera a tutta velocità su Francesco Vitale, che tocca per Maniaci. Maniaci propone in mezzo, bravo qui Francesco Parlato, forse il migliore, una retroguardia che più volte ha sonnecchiato qui Parinello a lottare, palla dentro, interviene Serio, poi Campanella prova a mandare nello spazio, Seidita, esce Palazzolo. Il tocco di Stefano Parlato, il controllo di Maniaci, Innocenzo Oliveri, palla per vie centrali, Francesco Vitale con la palla dentro per Maniaci, che controlla ma non la gioca, o meglio non riesce a giocarla. Uzzo, passaggio intercettato, Imperato, ancora Uzzo a duellare con lui, e ancora Serio per il Città di Cinisi, Rocco lotta, recupera palla, prova a mandare lui, Seidita, ancora una volta non riesce, numero 11, a viaggiare in campo aperto con la palla nei piedi. Campanella con recupero, Seidita, corre Seidita, ingresso in area, un 2 contro 3 questo attacco del Monreale, che passa da Parinello, arriva a tutto gas Stefano Parlato, area di rigore, raddoppiato il numero 8, costretto a uscire, cerca di tenerlo in qualche modo per guadagnare il massimo, alla fine trova Parinello. Parinello con la sterzata, ancora Parinello, serie di finte, anche la nostra telecamera va a farsi ubriacare dalle finte, fuori gioco di Campanella, punizione. La battuta della punizione, Serio, Maniaci viaggiare lungo linea, Serio, fermato in fallo laterale da Randazzo, c'è cambio, esce Parinello, che ha segnato anche oggi, adesso va a sedersi in panchina, al suo posto entra Greco. Per Luigi Greco, intanto l'avanzata di Francesco Vitale che va al tiro, calcio d'angolo sulla parata di Cannella. E allora tiro dalla bandierina per i Città di Cinisi con Serio, uno degli ultimi a mollare. Battuta di Serio sul primo palo, allontanata. Uzzo lancia sul Randazzo, prova a ripartire il Monreale con questa palla lunga, Seidita la insegue, arriva anche Francesco Parlato che intimorisce.
Greco mette in mezzo il pallone. Laterale, finalmente si torna a giocare. Greco va a calciare, palla fuori. Mancano 8 minuti, penso il finale di partita più surreale che io abbia mai visto, e di partite vi assicuro che ne ho viste diverse. Qui Greco si butta nello spazio, prova a dar fastidio ad Arcadipane, c'è l'uscita di Pazzo. Greco, palla per Randazzo, ancora Greco, palla lanciata in avanti. Francesco Vitale prova a correre, ancora quel tocco largo per Maniaci. Maniaci, un tiro che si perde fuori. ha segnato. Controllo di Greco, viene però fermato. Attenzione ancora all'attacco di Vitale, Manuel Vitale, palla messa fuori per i Serio. Berge Serio viene affrontato e fermato da Uzzo. Cerca la ripartenza, sempre Serio davanti a lui. Stefano Pallotti, allargata da parte di Brocco che prova a correre, viene intercettato il suo passaggio. Poi Manuel Vitale, gli rimane un po' sui piedi il pallone, Brocco lo pressa, rimessa Monreal. Greco, dalla porta Greco, tocco per 6 dita che vince un rimpallo, l'ultimo a toccare è lui. Colpo di testa di Uzzo, altra rimessa per il Città di Cinisi, 6, eventuale recupero alla fine. Lo vedete, 5-2. Prova a correre ancora 6 dita, inesauribile il numero 11, sbilanciato da Arcadipane, poi prova a contendergli il pallone, tanto chiude in maniera più che onorevole il campionato il Cus Palermo, che vince 5-0 contro l'ATF. 3 soltanto i punti di distacco dalla vetta e quarto posto finale per una classifica che vede Cus Palermo e Monreale a 53, Sultana San Lorenzo a 51, Cus Palermo a 50, e tra un paio di giorni scopriremo soltanto domani quale sarà il campo in cui
avrà vita l'ultima sfida di questo girone, quella tra Monreale e Parma. Qui Randazzo, lo scarico, Seidita, la piazza! E questo è un gran gol di Totò Seidita, 6-2 per il Monreale, e arriva dopo l'ennesimo tentativo, dopo una partita presa letteralmente a calci e a spintoni, il gol di Seidita. Ultimi 4, vedremo se il direttore di gara assegnerà il recupero, perché 4 sono anche i gol di stacco tra le squadre. Parlato, lancio per la corsa di Randazzo che prova a prenderla per anticipato. Quindi lo slancio, Vassallo ha fatto finire Randazzo sulla recinzione a bordo campo. Seidita col tacco per Greco, anticipo di Vassallo. Colpo di testa di Francesco Vitale, arriva Francesco Parlato. Randazzo, lancio Peruzzo, misura. Intanto minuti anche per Rancatore, che prende il posto di Cannella. Altro passaggio di consegna anche per quanto riguarda i guanti. Seidita. Amato, poi interviene Campanella, scontro con Diego Oliveri. Volontaria manata dell'11 bianco-blu sul 10 arancione. Pallone restituito al Monreale, che qui lo perde in maniera anche abbastanza toffa come Giaimo. Davì al recupero, la corsa del centrale, poi Greco può farla passare, chiude Vassallo, rimessa Monreale. Messa proprio a cercare la corsa di Greco, scavalcato questa volta il Cadipane, Greco può andare in porta, Greco per il 7º che arriva, segna anche Greco che esulta. 7º gol adesso sul velluto. Il Monreale che a 100 secondi dalla fine Sei troppo scarso, sei una munita. Sei troppo scarso. tanto ultimo cambio probabilmente della partita, con Gulino che prende il posto di Giaimo. Un minuto alla fine, che il direttore di gara fischierà allo scoccare dei 90. Ha fischiato anche qualche secondo prima, nel 45esimo, nel primo tempo. Dunque Monreale, intanto cominciamo ad andare alle considerazioni finali, nel ricordarvi di iscrivervi al canale YouTube di Sportisili per non perdere neanche un contenuto, ma seguirci anche sui social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, e sul nostro sito www.sportisili.it ci sono delle notizie importanti, visto che parliamo di calcio, per la partita tra Parma e Palermo, anche sul proseguo del campionato dei Rosa, con la società che, come potrete leggere sul nostro sito, ha dato il via alla vendita dei mini abbonamenti per le gare interne. Quindi seguiteci sui social, su YouTube, sul sito, ovunque. Considerazioni finali su questa partita, con pochi secondi che mancano alla fine, con il Monreale che attacca ancora con Campanella, Parlato al tiro, la palla esce di poco,
Si riparte dal fondo. Considerazioni finali. Monreale che non ha quasi mai avuto difficoltà nel tenere in pugno la partita. Piccolo tremore quando è stato sopra 2-1. Qui intanto Sedita cerca Randazzo in area, Randazzo la respinta di Palazzolo che nega l'8º gol ai suoi avversari. E adesso per il Monreale lo scenario che ci si poteva tranquillamente aspettare, ovvero sia lo spareggio con la Parmonval, scopriremo domani. Orario giorno e campo. Ovviamente saremo lì in diretta sul canale YouTube di Sportisili a seguirla in via integrale. In quel caso non ci saranno più seconde chance, o si chiude nei 90 o si chiude nei 120 o si chiude ai rigori, una delle due andrà a sfidare il 5 aprile anche lì in campo neutro la Don Carlo Misilmeri per il primo turno della fase finale del campionato regionale riservato agli juniores. Intanto la corsa per Campanella, l'uscita di Palazzolo, direttore di gara, che sta facendo recuperare, probabilmente fa recuperare i secondi persi per l'episodio della bandierina estirpata, ma è finita adesso la partita 7-2 per il Monreale, che dunque chiude in testa, ma non da solo, il girone A palermitano del campionato regionale juniores, e tra un paio di giorni sarà spareggio con la Parmonval. Noi vi ringraziamo per averci seguito, nel ribadirvi ancora una volta seguiteci sul sito sportisili.it, sul canale YouTube di Sportisili e sui